sentite bene? Non voglio escludere nessuno, ma vorrei particolarmente rivolgermi a quanti sono agricoltori, agronomi, periti, cioè chiunque ha a che fare con la terra e per quel poco che può fare qualcosa effettivamente. Di conseguenza cercherò di essere sintetico, ho visto anche l'ora e soprattutto il tema sarà abbastanza scorrevole perché analizzerò una fetta della nostra storia che è attinente ed è diciamo, matrice di ciò che sta accadendo oggi. Io, la mia storia, sono 30 anni ormai che mi occupo di agricoltura ecocompatibile, per cui il prossimo anno alla fine di quest'anno, primi dell'anno prossimo, sono esattamente 30 anni che mi occupo. Di questi 30 anni i primi 10 li ho passati a imparare, i secondi 10 li ho imparati a mettere in pratica, i terzi 10 ho cercato di divulgare. Vado decenni, perché così non può essere. Soprattutto per una scienza come quella agricola che ormai ha preso e ha una predominanza molto forte sulla nostra società, ma è anche considerata un po', come si può dire, la ruota di scorta, l'ultima spiaggia, quando non sai che fare di un ragazzino ricco, gli dai un po' di terra e lo mandi a zappare, che fa meno danni che non dirigere le aziende paterne, no? Questo è successo anche in Friuli con la più grande azienda agricola che c'è giù nella Bassa, e questo è un grosso problema, perché in realtà sulla terra dovrebbero andare i migliori, come succedeva nelle epoche antiche, come ad esempio Maria Teresa d'Austria ha stabilito, facendo la riforma agraria e creando diciamo, quel modello agricolo di contadino che praticamente ha tolto diciamo, la proprietà fondiaria ai nobili, ha creato la piccola proprietà terriera e l'agricoltore austriaco si sentiva collega della grande sovrana. Questa è la considerazione che c'è in quel mondo. Di conseguenza tutte le leggi, tutti gli aspetti che quel mondo fa verso la terra, il mestiere agricolo e il bene della patria, perché la loro terra è il primo bene della patria, va molto in quella direzione, mentre da noi ormai l'agricoltore è considerato uno da tenere d'occhio, è uno che combina solo disastri, che non è capace di far andare avanti l'economia perché chiede solo soldi, alla fine di questo inquina, eccetera, eccetera, eccetera. Per questo, tempo fa mi sono permesso, in una scuola di agraria dove mi sono diplomato anche col massimo dei voti, di chiedere ai ragazzi, ma se volete imparare l'agricoltura è in crisi, è tremendamente malmessa, cosa venite a imparare? C'è qualcosa che non va. O i vostri insegnanti vi stanno raccontando balle, o voi siete dei profondi illusi. E questo è un crocevia inevitabile, per cui il problema che noi oggi abbiamo è che se la nostra società deve sopravvivere, deve trovare fuori un altro modello agricolo. Non è questione solo di mezzi e di mezzucci. Qui si tratta di riconvertire profondamente il modello agricolo e per riconvertire il modello agricolo bisogna, prima di tutto, tagliare i ponti con il primo parassita che c'è, che è l'industria agrochimica. Il secondo, che è quello che gli fa da cinghia di trasmissione, è il potere scientifico di oggi, che autoreferenziandosi si ritiene l'unico depositario di questa verità. Ma sapete anche che dalla propaganda dei grandi regimi si sa che una balla raccontata all'infinito diventa una verità. E oggi stiamo vivendo di questa balla e la consideriamo una verità. Allora per capire diciamo, dove è cominciata questa grande balla bisogna andare all'origine. E l'origine è il 1840, Justus von Liebig, il trattato di chimica organica. E il problema per cui ho cercato questo signore è diciamo, molto semplice ed è il fatto che ho trovato un suo scritto, che è il suo testamento spirituale, che mi ha lasciato un po' sconvolto, in quanto il Liebig, per chi frequenta le scuole di agraria, viene citato come il padre della chimica organica. Il 2003 è stato l'anno che diciamo, è stato dedicato l'anno delle Nazioni Unite alla chimica, è stato dedicato al suo nome, consacrandolo come il più grande genio della chimica. Per cui sembrava appunto strano che lui in 8 anni prima di morire, per cui non in punto di morte, ma 8 anni prima di morire, come altri grandi anche geni dell'umanità, si sia diciamo, ricreduto e abbia lasciato scritto qualcosa di questo genere, no? Nel suo testamento spirituale. Dice, confesso volentieri che l'impiego dei concimi chimici era fondato su delle supposizioni che non esistono nella realtà. Questi concimi dovevano portare una rivoluzione completa in agricoltura. Il concime di stalla doveva essere completamente escluso e tutte le materie minerali asportate dai raccolti sostituite con dei concimi chimici. Il concime doveva permettere di coltivare su uno stesso campo, senza discontinuità e senza esaurimento, sempre la stessa pianta,
il trifoglio, il grano, eccetera. Secondo la volontà e i bisogni dell'agricoltore. Avevo peccato contro la saggezza del Creatore e ho ricevuto la dovuta punizione. Ho voluto portare un miglioramento alla sua opera e nella mia cecità ho creduto che nel meraviglioso concatenamento delle leggi che uniscono la vita alla superficie della terra, rinnovandola continuamente, un anello era stato dimenticato, che io, povero verme impotente, dovevo fornire. E questo scienziato, praticamente con una carriera strepitosa, è stato anche un grande scopritore, sua la carne in scatola, il dado Liebig famosi che sapete, è stato anche un ottimo industriale, per cui ha saputo anche curare bene i suoi affari, e alla fine della sua vita scrive questo. Come si fa a dire adesso è giusto o sbagliato? Perché in fondo se uno rinnega il suo lavoro per amore della verità vuol dire che c'è qualcosa di profondo. Ciò che ci hanno detto adesso, questa energia che arriva, tutta questa vita che viene da fuori non è una cosa da poco. E mi sono messo alla ricerca del suo testo, del primo, che è il Trattato di Chimica Organica, cerca, non lo trovo da nessuna parte. L'ho trovato dopo 12 anni, per caso, come si dice, si arriva sempre per queste vie casuali, in una biblioteca privata, e lì resto sconvolto, perché lui proprio parla di vita. Cioè il trattato, la base diciamo, della scienza che oggi ha creato questa agricoltura, parte diciamo, dalle scoperte o dalle intuizioni di questo grande genio, e lui parla di vita, parla di forza vitale, soprattutto nelle prime righe proprio del trattato. Quando l'ho aperto la prima volta, questo libro di 160 anni, mi ha sconvolto proprio per questo aspetto qua. In pratica, per chi ha un po' di pratica di chimica, sa che tra le due molecole, ciò che mette assieme le molecole si chiama legame. Lui invece dice, la chimica organica tratta delle materie che si producono negli organi per l'azione della forza vitale e delle decomposizioni che in esse provano sotto l'influenza di altre sostanze. Dunque questa forza vitale lui l'ha codificata, ha detto cos'è. Non l'ha detta pienamente perché anche lui non aveva l'intuizione ma non riusciva a spiegarlo, perché è una cosa talmente grande che esulava dalla sua potenza di pensiero, però aveva capito cos'erano ad esempio le minime quantità, conosceva Hahnemann, conosceva l'omeopatia, e soprattutto conosceva in quella che è la chimica organica le trasmutazioni, le ha notate, le ha capite, le ha intuite, e lì dice appunto, no, si operano nei corpi alcune sostituzioni che non ci sarebbe dato raccozzare con regola costante, e si videro rovesciare l'indomani quelle leggi che il dì innanzi aveva ancora data la scienza. Ora noi abbiamo una scienza che nella materia ci pretende che l'esperimento sia ripetibile all'infinito e di conseguenza c'è un aspetto molto meccanicistico. Lui invece, operando sulla chimica organica, dunque sulla chimica del vivente, lui dice no, non è così, la vita è molto più complessa e questa complessità della vita lui cerca di portarla in una maniera semplice, però non riuscendo diciamo, ad andare oltre. Resta il fatto che lui in questo testo fondamentale porta diciamo, a conoscenza due leggi. La prima è quella della nutrizione dei sali, che è figlia sua e del svizzero de Saussure. La seconda però invece è quella del minimo fattore nutrizionale. E lì è un po' il problema diciamo, in cui lui si perde, perché appunto conoscendo le trasmutazioni ma non sapendo come operano, resta su un piano meccanicistico in cui dice che l'elemento che è in condizione minima all'interno diciamo, del complesso sistema è quello che determina la condizione di funzionamento anche degli altri. È la legge della botte, per chi ha fatto un po' di agraria gliela segnano in tutti i libri questa legge qua. In realtà questa legge viene superata dalle leggi delle trasmutazioni, perché la pianta ha capacità di autoregolazione. Queste sono le due leggi che lui, diciamo, il mondo diciamo, della scienza ha preso a sé. Altre due leggi invece, che sono fondamentali, e lui le ha individuate, io leggendo queste prime 100 pagine, le ho individuate in questa maniera. Lui dice che un corpo che ha un'energia vitale, dunque un corpo organico, e quando si confronta con un altro corpo, sempre che sia vitale, i due corpi vitali devono perfettamente equivalersi. Cosa vuol dire questo? Che se io mangio una mela e la mela mi nutre, dunque io sono vivo,
questa mela, se è alta di energia, alza anche la mia energia perché deve essere in equilibrio. Se questa mela, diciamo, è bassa di energia, è malfatta, è piena d'acqua e di sali e non ha questa forza vitale, anche la mia forza vitale si abbassa. Per cui la mia alimentazione non mi porta ad avere energia, ma mi porta ad avere scadenza. E questo, ad esempio, è una condizione classica che si può trasportare nella situazione, ad esempio, di quella che adesso chiamano la sindrome da stanchezza cronica. La sindrome da stanchezza cronica è figlia della devitalizzazione degli alimenti. E questa devitalizzazione praticamente da quei tempi poi ha viaggiato, perché se immaginate che un legionario romano praticamente marciava 30 km perfettamente equipaggiato e alla sera mangiava un pugno di farro, faceva una pastella, una piadina, se la mangiava lì sul fuoco e il giorno dopo tornava a partire, tornava a marciare, tornava a combattere. Immaginatevi quanta potenza aveva, quanta forza vitale aveva quel pezzettino, quei 100-120 grammi che mangiava quella sera di farina di farro. Ecco, per dirvi di quanto i nostri alimenti sono scaduti. La seconda condizione che Liebig ha capito, diciamo, è che queste trasmutazioni avvengono qualora un corpo vivente venga in contatto con materia inorganica. In pratica, se noi assumiamo una sostanza inorganica, tal quale, che non ha vita, succede che se noi, una volta che lei entra nel nostro corpo, cioè assumiamo ad esempio una molecola di sintesi, il nostro organismo, il nostro corpo vitale, il nostro eterico interno, come viene chiamato nella scienza anche greca, ha una capacità di trasmutazione in base alla sua forza. Più la forza del suo eterico è alta, più questa velocità di trasmutazione è alta e questa sostanza passa e diviene assimilata. Se l'attività è molto bassa, più questa sostanza passando diventa un veleno. E questo ad esempio è l'effetto classico degli effetti collaterali dei farmaci quando tu usi farmaci potenti su individui fortemente debilitati, che quasi immediatamente ti producono gli effetti collaterali nella medicina allopatica. Per cui lui è arrivato a capire qualcosa che invece questa scienza ha tranquillamente ignorato. Il suo lavoro, diciamo, è stato quello che si trova più facilmente, sono i lavori che ha fatto in Inghilterra tra gli anni 50 e 60 dell'Ottocento, dove lui appunto tratta molto bene della chimica del suolo, tratta della chimica, diciamo, applicata all'agricoltura, e quelli sono stati poi i testi fondamentali che hanno servito da cinghia di trasmissione di questa scienza. Il problema è che questo testo, che dovrebbe essere esposto in ogni facoltà di agraria, no, in una teca di cristallo, non esiste, cioè è stato volutamente ignorato. Per quanto ne so esistono 4 testi, 3 in Italia e 1 negli Stati Uniti. Stampato nel 1844 in Italia, questa qua è copia dell'originale che è lì a Meretto di Tomba. Guarda caso, Meretto di Tomba è anche il paese del nostro assessore all'agricoltura, ma non è che interessi tanto, addirittura un professore mi ha detto, ma roba vecchia, mi ha detto, ma vabbè, coraggio. Intanto corriamo allegramente al disastro. Vediamo cosa è successo dopo, anche per avere una buona idea, diciamo, del cosa è successo in questo secolo. I concimi chimici hanno fatto un gran lavoro, nel senso che quasi immediatamente hanno dato risultati quasi insperati, tenendo conto che allora tutto il sistema praticamente agricolo era molto basso in termini di produttività. La popolazione si alzava e di conseguenza avere alimenti a buon prezzo, diciamo, e anche in maniera abbastanza facile era una conseguenza, diciamo, sì, era una condizione quasi insperata. E questo però cosa è successo? Che nel momento in cui noi cominciamo a intervenire sui processi chimici del terreno con elementi devitalizzati, cominciamo a devitalizzare il terreno. Per cui la prima legge, quella dell'eterico, che lui dice, quando due corpi vitali si contrappongono, devono essere in equilibrio, cosa succede? Che al corpo vitale della terra io do qualcosa di estremamente devitalizzato, anche la sua devitalizzazione comincia a scendere la sua vitalità, comincia la sua devitalizzazione. La devitalizzazione della terra è soprattutto legata poi al suo tenore di humus, alla sua incapacità di trasformazione della sostanza organica, e poi è andata avanti ancora con le monoculture, con quello che è successo. Contemporaneamente, come a noi, quando calano le difese immunitarie e sale, diciamo, la malattia, alla terra succede lo stesso, come succede lo stesso anche alla pianta. Pertanto,
andando un po' alla sintesi, è stato quasi una necessità l'intervento dei concimi chimici nell'inizio, ed è stata anche una necessità per comprendere come diciamo, lavorava la materia. La storia è un po' più complessa perché la metà dell'Ottocento ha visto tante grandi scoperte che sono andate bene o male, ma questa soprattutto che lavora sul campo della vita, cioè la scienza agricola, qui veramente dobbiamo stare molto attenti a come ci si muove e, vista l'urgenza dei tempi, muoversi alla svelta sul serio. Di conseguenza l'avvento dei concimi chimici ha portato a questo aspetto qua. Siamo arrivati negli anni 60, nel secondo dopoguerra Rachel Carson scrive il suo libro La primavera silenziosa e va avanti. Uno dei processi, diciamo, che ha creato il problema dei concimi chimici nella terra, conseguente, diciamo, di questa devitalizzazione, è stata la devitalizzazione delle piante dei semi. Alla fine, allora, se voi pensate che ci sono dei semi che nell'antichità, parlo di 1000 anni fa, potevano durare tranquillamente dei secoli conservati, alla fine dell'Ottocento, diciamo alla metà dell'Ottocento, si considerava che un seme potesse tranquillamente conservarsi anche un secolo. Però hanno notato, nei primi anni 20, gli agricoltori che cominciavano a essere un po' sensibili, notavano che i semi avevano già una devitalizzazione. In pratica, quello più eclatante era le mediche, no? L'erba medica, mentre diciamo, mezzo secolo prima duravano in coltura 20-25 anni, in quel periodo lì praticamente duravano 7-8 anni, 10 al massimo. E mio nonno mi diceva che loro, le mediche, quando ero ragazzo, mi diceva che appunto nei primi anni 20 duravano fino a, diciamo, a 7-8 anni. Oggi come oggi abbiamo mediche che durano 3 anni. Questa devitalizzazione poi si è trasmessa ai semi. I semi di oggi praticamente non riescono a superare l'anno di età, e questo è un processo gravissimo perché negli anni 50 duravano ancora 4-5 anni, un seme di ortiva durava 4-5 anni, oggi come oggi un seme di ortiva se hai 2 anni, a 3 anni non nasce neanche, praticamente è una devitalizzazione quasi totale, devi seminarlo ogni anno. Per questo c'è questa necessità delle banche del seme, come diceva Perrino, della necessità di riseminare. Perché ormai hanno una devitalizzazione talmente alta che se tu lo lasci lì 4-5 anni quello muore, non ha più capacità di tenere in sé le forze di conservazione della vita. E la vita sfugge, è come una batteria, se non la ricarichi la perdi. E questa perdita di vita viene proprio dalla incapacità del sistema agricolo di portare vita. Questo è il grosso problema di oggi. Di conseguenza, qualsiasi forma, diciamo, di conoscenza che noi dobbiamo portare nell'arte agricola deve capire cos'è la vita. Io sfido un agronomo o un perito agrario che abbia avuto qualche concetto di vita dai suoi professori. Questo è un grosso problema, perché in fondo lavoriamo nel vivente, lavoriamo in quello che deve trasmettere vita. E questo problema sulle piante e sui semi è stato gravissimo, perché in pratica oggi abbiamo dei semi che non li mantieni più. Cosa succede? Cosa vuol dire questo? Che noi, ad esempio, non possiamo più mantenere i semi nemmeno nei silos. Cioè il grano che noi facciamo giugno di quest'anno raccolto, se arrivo a settembre-ottobre dell'anno prossimo, comincia ad avere grossi problemi di parassitosi. Se dovessi prendere un po' di quel grano lì e seminarlo nel 2013, avrei una germinabilità del 50%, nel 2014 praticamente forse mi nasce qualcosa. Il che vuol dire che non ho neanche la capacità di poter stoccare nel sistema alimentare diciamo, semi, granaglie che possano almeno garantirmi una stagione di quelle matte. Ho un problema alimentare. Nei nostri silos abbiamo autonomia per 6-7 mesi attualmente, perché siamo abituati con la globalizzazione a prendere su il grano dell'Australia o dell'Argentina e usare il nostro per 6 mesi. Ma il problema non è stato risolto con la globalizzazione, il problema è che ormai i semi stanno morendo. Dunque ci vuole un'agricoltura che sia molto incisiva su questo fatto qua, che conosca anche le regole di genetica dolce. Non basta solo lasciare in pace il mondo oppure lasciare che la natura faccia il suo corso, perché in effetti potremmo fare qualcosa, ma non essere completamente, diciamo, da poter invertire la tendenza. Non è una cosa così semplice. La terza botta, diciamo, che è arrivata da questa forma di agricoltura, da questa forma scientifica, vado veloce, è stata appunto la genetica agli OGM.
La genetica è nata, diciamo, ai primi del secolo con un grande genetista italiano, è stato dei 3 genetisti mondiali, è stato probabilmente il più grande, e l'Italia ha avuto grandi meriti su questo. E anche lì la strada della genetica ha puntato sulle ibridazioni, mentre in realtà il sistema, diciamo, della genetica antica, quella che ci ha fatto le piante alimentari per tutti questi millenni, lavorava in un altro sistema. Il sistema, diciamo, della genetica antica era quello dei tempi di semina. La pianta, essendo figlia, diciamo, è organizzata da un qualcosa, diciamo, da delle leggi che venivano da fuori. Conoscendo queste leggi, tu potevi attraverso i tempi di semina potenziare le sue capacità. E questa è la genetica dolce che hanno fatto gli antichi, che ha funzionato, che ci ha dato tutte le piante di oggi. La genetica invece di oggi è una genetica, diciamo, molto pasticciona, al di là dei costi che ha, dove pretende di inserire un genio sbattendo dentro martellate e creando il problema che potrebbe fare un elefante in un vaso di cristalleria, con tutti i problemi conseguenti. Lasciamo stare tutto quello che è l'aspetto anche del monopolio sui semi, sui brevetti, su quelle cose lì. Però oggi come oggi, se vogliamo arrivare ad avere, diciamo, una conoscenza o almeno drizzare la barca, buttare fuori l'acqua e tornare a navigare, dobbiamo avere una profonda conoscenza di quelle che sono le leggi della vita. E questa conoscenza l'ha portata, su precisa domanda di agricoltori che avevano notato questi problemi, l'ha portata Rudolf Steiner nel 1924. Rudolf Steiner fa il corso di Koberwitz in Slesia e in pratica in quel corso lui spiega quali sono questi meccanismi, come funziona. Ed è una cosa abbastanza interessante perché praticamente lui spiega un metodo agricolo che non costa nulla. Dà agli uomini l'indicazione di come fare e l'agricoltura biodinamica, diciamo, è la prima agricoltura che ha dato indicazione e applicazione di metodo per poter fare un'agricoltura totalmente libera. Un'agricoltura che può rigenerare le piante, che può lavorare sui terreni, che può dare all'agricoltore quella libertà di cui ha bisogno. Però richiede una cosa, un investimento intellettivo, spirituale, richiede una conoscenza profonda che purtroppo da qualche parte la danno, ma io almeno per quello che posso dire del mio amatissimo Friuli, siamo come parlare davanti a un paracarro dell'ANAS, quello di una volta di pietra, per chi ha una certa età se li ricorda. Ecco, paracarri che il 1100 andava addosso, si sfasciava, quello vecchio. E qui siamo di fronte a un sistema che volutamente ignora tutto questo e continua a ignorarlo perché altrimenti dovrebbe mettere in discussione se stesso. Per me però è stata una bella esperienza perché venendo dall'agricoltura convenzionale, agricoltore con azienda agricola, quando ho cominciato a applicare questi principi ho visto che guarda caso funzionavano e funzionavano molto bene anche, con costi zero. Chiaro che per impararli io ho dovuto spendere qualcosa, non dico perché c'è mia moglie qua in sala, ma sappiamo benissimo che abbiamo tirato la cinghia, però ha funzionato. Però la cosa anche è successa che è andata avanti ancora peggio, perché in fondo non è che si sia fermato che il mondo abbia cominciato nel 24 a darsi una mossa. Mi ricordo, io ho conosciuto un vecchietto che mi è venuto in campo, classe del 1914, e sto signore seguiva, ad esempio, ha seguito un corso allora tenuto da un professore, che erano le cattedre ambulanti di agricoltura, e lui parlava, questo signore qua nel 29, nel 30, lui era ragazzino, e lui se lo ricorda benissimo, parlava di quello che facevo io in quel momento lì, cioè in pratica questo signore qua nel 1930 era talmente innovativo che aveva portato giù queste idee qua in giro per il Friuli in bicicletta, sto professore, e io le ho detto il nome di questo signore qua, lui si è meravigliato, poi gli ho spiegato un po' di storia, ed è stato come che sì, avesse comunque fatto qualcosa e che qualcuno fosse andato avanti. Va bene, è una piccola storia, però tutto questo vuol dire che noi abbiamo avuto una conoscenza, come si diceva prima anche il professore, è andata persa, dobbiamo riprenderla. Per riprenderla ce l'ha spiegata Rudolf Steiner con il sistema appunto dell'agricoltura biodinamica, dove ci spiega appunto tutta la connessione anche tra la pianta e i movimenti planetari e zodiacali. Cosa vuol dire ad esempio la pianta nel suo insieme, cosa vuol dire il sole di giorno e il sole di notte, come la pianta reagisce a queste interazioni. Come posso ad esempio dirigere la pianta quando ho delle situazioni di stress meteorologico oppure di devitalizzazione oppure di condizioni ad esempio di mancanza d'acqua o di altro. Ecco, in questo sistema diciamo che ha un costo quasi niente, anche perché ci si fa tutto in casa o si lavora in gruppo, ma non richiede certamente un lavoro di collaborazione. È un tipo di agricoltura che anche all'estero viene insegnato.
non è un problema dire che siamo molto indietro e ne subiamo le conseguenze, però si vede che doveva essere così. Doveva essere così perché noi italiani o noi qua a nord-est doveva andare così e così va avanti. Cosa si può fare? Io credo che nelle condizioni peggiori nascono anche la grinta, la volontà, le condizioni, diciamo, di dare una svolta definitiva molto forte. In Friuli qua abbiamo avuto la possibilità di andare oltre quella che è l'agricoltura biodinamica, abbiamo trovato delle soluzioni appunto che sono nell'agricoltura omeodinamica, che utilizza la forza dei preparati biodinamici, modificati o fatti anche di nuovi, attraverso l'omeopatia. E questo è un settore di intervento che è molto efficace e permette, diciamo, di poter lavorare con costi bassissimi in condizioni, diciamo, anche di rapida, condizioni di possibilità molto rapida di mutamenti. E su questo dobbiamo stare molto attenti perché i mutamenti sono dietro la porta di casa. Abbiamo ad esempio adesso l'utilizzo dell'agricoltura per fare energia. Le biomasse che fanno col mais se la stanno prendendo da padrona, fanno impianti da 1 megawatt, praticamente assorbono, consumano circa 350 ettari di territorio per fare diciamo, mais da biomassa, per fare metano, per fare corrente elettrica, però poi alla fine, ad esempio, tutto il digestato che ne esce viene riportato sui campi creando dei grossi problemi. Qui attualmente voi non sapete niente, la stampa ha dato qualche idea su quello che era il problema che è scoppiato quest'anno in Germania con, se vi ricordate, i cetrioli spagnoli, le Escherichia coli sugli ortaggi, il botulino sugli hamburger, là diventati matti tedeschi, ha dato la causa a tutti, poi alla fine hanno scoperto che la causa era loro. E la causa era loro e non era cominciata quel giugno lì, quel maggio, quel giugno lì. Sono 10 anni che l'associazione dei cacciatori avvertiva che c'erano problemi di intossicazione cronica da botulino sulla selvaggina. E da dove è venuta? Da quanto hanno buttato via da questi impianti qua. Questo, il digestato, diciamo, che i tecnici agricoli lo meravigliano, è l'oro dei campi qua e là, in realtà è un processo che non esiste in natura. È un processo che esiste in natura solo nelle paludi, dove c'è la malaria poi alla fine, dove il metano affiora proprio per questi processi qua di anaerobiosi e a bassa temperatura, diciamo, i patogeni si sviluppano in maniera incredibile, esponenziale, inquinando praticamente il terreno e chi si nutre. Per questo poi hanno trovato nei cetrioli 48 morti e 4.000 di loro tedeschi finiti in ospedale. Non è male come sistema. Il fatto è che loro hanno capito cos'è, hanno capito e hanno cominciato a chiudere i rubinetti. Qui in Italia, attualmente, almeno per quello che so io in Friuli, sotto un interrogatorio da amico a amico, uno mi ha ammesso che lo sanno anche loro e hanno paura che li facciano chiudere. Ma la paura è fatta per il problema della chiusura, per il problema economico, non il problema della salute degli altri. E questo è un problema che è molto grosso. Allora la responsabilità che dobbiamo porci noi come tecnici agricoli, come agricoltori, è quello di essere come l'agricoltore austriaco è al vertice, diciamo, della società tedesca e austriaca, e dunque la sua responsabilità se l'assume e sa anche fermarsi quando sbaglia. Qui da noi dovremmo essere noi per primi, proprio gli operatori dell'agricoltura, a essere i primi anche a essere autocritici con noi. Non dico di cambiare tutto e alla svelta, ma almeno di fare qualcosa. E questo fare qualcosa vuol dire arrivare alla possibilità di conoscere questi metodi che diano queste strade di soluzione. Noi nel 2002 abbiamo proposto queste metodiche alla Facoltà di Agraria di Udine, non sto a dirvi cosa è successo, semplicemente ci hanno messo alla porta con molta gentilezza dicendo ma aspettiamo gli OGM, pertanto sì, non stiamo perdendo tempo con queste monate qua. Va bene, ci siamo determinati a questo punto a costruire una nostra struttura dove si potesse cominciare a mostrare questo modello agricolo. La stiamo costruendo lì tra Udine e Pordenone, a Codroipo, di fronte alla base delle Frecce Tricolori. Stiamo costruendo nella mia ex azienda terreni schifosissimi, terreni veramente di quarta classe, roba terribile. Addirittura su un terreno c'era una pista dell'aeroporto della seconda guerra mondiale, per cui ad esempio la capacità anche di rivitalizzare un terreno c'è stata, perché togliere un cemento dopo 60 anni praticamente il terreno sotto è totalmente mummificato. In 3 anni ha cambiato colore, senza spendere. Per cui la strada è aperta. Il problema che abbiamo è proprio quello della incapacità del nostro sistema agricolo di riformarsi. Prova ne è ad esempio anche
tremenda per me come presidente di Aprobio è stata quella di avere un assessore all'agricoltura che proviene dal nostro mondo, un fondatore di Aprobio con un'azienda agricola biologica, e allargare le braccia e non poter fare nulla perché questo, diciamo, questa barca si raddrizzi. Questo è veramente avvilente e questo ci fa dire, come è stato detto anche qua oggi, siamo da soli. Per questo chi ha responsabilità agricola, io rivolgo ancora una volta un appello. Come agricoltore, come cittadino, come divulgatore. E ciò che stiamo facendo lì a Beano è la prova, diciamo, che comunque si può fare e bisogna avere la forza e la capacità di continuare a battersi affinché cerchiamo di lasciare un mondo più pulito e vivibile ai nostri figli. Un sistema agricolo come il nostro non ha costi elevati, quello che chiede invece è il capire e avere coscienza profonda di tutto questo fenomeno che è la vita. Questo vuol dire studiare in maniera attenta, investire intellettivamente, fare anche per necessità un cambio di vita e penso che comunque il tempo ormai ci sia e sia possibile arrivarci, perché gli errori che sta facendo l'agricoltura convenzionale, i soldi che sta spendendo e la devianza proprio che sta creando nell'ambiente agricolo ormai è sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo lavorato attraverso il coraggio di giovani a Rauscedo, abbiamo lavorato in quel settore, nel settore delle barbatelle. Quest'anno, al terzo anno, abbiamo portato a casa praticamente le barbatelle con 3 trattamenti di rame equivalenti, per cui rispetto, diciamo, ai loro colleghi che ne fanno 60, loro non stavano nella pelle, questi ragazzi qua. Adesso vedremo quest'inverno di cominciare a divulgare queste idee e se qualcuno comincerà a pensarci sopra, cominceremo anche ad essere, diciamo, un pochettino più visibili rispetto a quel lavoro catacombale che abbiamo fatto fino a questi tempi qua. Ne abbiamo anche altri perché, ad esempio, quando si parla di qualità dell'alimentazione, il problema grosso, ad esempio, sono i nitrati sugli ortaggi. Il problema, ad esempio, che è successo, sapete benissimo, i nitrati sulle falde, che il Friuli l'ha pagato duramente, è stato attribuito agli allevatori, ma in realtà è un problema di concimi chimici su terreni devitalizzati. Praticamente quando un agricoltore deve concimare il mais, compra un sacco di urea, e la metà finisce subito nell'acqua, dell'altra metà qualcosa prende la pianta e qualcos'altro sublima o resta lì in giro. Di conseguenza lui paga un concime che la pianta utilizza per 0,25, però è talmente suonato, poveraccio, che non va a chiedere il conto a nessuno. Poi si lamenta perché gli mettono in conto la direttiva nitrati e gli dicono devi dare al massimo 170 kg per ettaro di azoto. Invece di essere contento se la prende perché non può buttare via 300-400 unità di azoto, e resta il fatto che comunque devi dargli un'opportunità, una strada. Ci vuole un po' di tempo anche per capire che se nessuno capisce tocca aspettare il momento in cui qualcuno va nel fosso. Purtroppo è un problema che è grossissimo questo. Resta il fatto che la prossima emergenza sarà quella sui nitrati. I nitrati negli ortaggi, come ha spiegato anche prima, si trasformano in nitrosammine e le nitrosammine inibiscono il passaggio dell'ossigeno nel sangue. Per cui, ad esempio, già negli anni 60, con le concimazioni azotate molto forti, hanno avuto i problemi li chiamavano i bambini blu in Germania, perché nella massa corporea più piccola, diciamo, un carico di nitrosammine elevato è molto più velenoso rispetto a un uomo corpulento da un quintale. Ci stiamo tornando perché? Perché questa agricoltura, l'agricoltura convenzionale, spinta a concimazioni estreme ormai, oppure su tecnologie anche tipo l'idroponica sull'acqua, produce nitrati a mitraglia. E anche lì abbiamo, ad esempio, un'esperienza molto interessante che la sta facendo, per destino della provvidenza, la sta facendo la facoltà di economia, perché sono convinto che se l'avesse fatta la facoltà di agraria l'avrebbe già messa in un cassetto e chiusa con 3 mandate e buttato via la chiave in modo che nessuno vada ad aprirlo, dove risulta, ad esempio, che tra la nostra azienda omeodinamica e quella del vicino, che siamo amicissimi, che fa idroponica, abbiamo un divario che va da vicino allo zero a noi, pochi milligrammi di nitrati, che sono le proteine interne, e lui arriva a 10 grammi per chilo. Cioè fargli una minestra di spinaci a quel bambino vuol dire vederlo cambiare colore. Cioè veramente sono cose che non... E questa indagine la sta conducendo un professore che sono 40 anni che insegna chimica organica. E dice, qua è caduto un dogma, da voi avete 300 unità di azoto senza comprarlo. Da dove viene? Beh,
gli ho dato il testo del libro, provo a studiarlo, no? Ho detto, no, c'è la mia età. E dall'altra parte avete gli ortaggi da taglio che non hanno nitrati, è impossibile, eppure è così. Allora quest'anno, il quarto anno, torniamo a vederci sopra perché è rivoluzionario questo, cioè in pratica noi stiamo dando la risposta a riformare totalmente l'agricoltura. Non lo so se sarà riformabile con questi professori qua, spero almeno che limitino i danni e si cominciano a tagliare stipendi che sono inutili, almeno quello. Per il resto devo dire grazie come esperienza mia di vita a tutti i consumatori che nel momento stesso che ho cominciato a fare questo lavoro qua 30 anni fa sono venuti vicino, perché è stato attraverso la loro forza, il loro coraggio e il loro soldo messo sul tavolo che tutto questo è potuto avvenire. Nel 1999 abbiamo fatto un'esperienza sul mais per riuscire a blindare i semi di mais dai pollini OGM. Abbiamo stimolato il mais, fatto un lavoro di genetica dolce che ha risposto benissimo e siamo riusciti in quel compito, diciamo, di difendere il mais dalla contaminazione di pollini OGM. Resta sempre il pericolo che gli OGM siano in giro e anche si propaghino per via di terra. Questo è, gli OGM è tutto un altro discorso, non siamo qui a discutere di quello. Però ad esempio questo vi fa capire come sia possibile una genetica e questa genetica ad esempio ci possa dare la possibilità di avere una banca del seme sempre a portata di mano. E queste sono le piante infestanti, che noi chiamiamo infestanti. Ma le piante infestanti ad esempio sono le stesse piante selvatiche che 5, 6, 7 mila anni fa l'uomo ha ingentilito creando il grano attuale, il camuti, la segale, l'orzo. Questa strada è collaudatissima, ha 8.000 anni di storia. Nel nostro caso, grazie anche alla genialità di Enzo Anastati, siamo arrivati a poter sperimentare una strada, diciamo, che è percorribilissima nel giro di qualche anno. Pertanto le possibilità ci sono. Non sono lontane, resta il fatto che penso che possa spingere questa agricoltura due cose, o la volontà dei consumatori di avere tutelata la loro salute e di garantire un futuro ai loro figli, oppure un disastro ambientale. Altre possibilità non ne vedo. Noi comunque siamo pronti. Allora, il problema delle biomasse è questo. Noi si fa un processo anaerobico in condizioni di assenza di aria, per cui c'è la fermentazione acido-lattica del mais all'inizio, che è quello che poi o glielo dai agli animali, oppure lo porti nel digestore. Il digestore, lavorando diciamo in condizioni anaerobiche, viene addizionato di liquido che generalmente proviene, liquido organico che proviene dalle stalle, cioè il liquiletame che viene dalle stalle, circa un 10-12%, 20% dipende, e assieme, diciamo, alla massa del mais genera metano. Questo metano viene usato nel motore che poi fa energia elettrica. Cosa succede? Che lavorando in condizioni anaerobiche a temperature, diciamo, si sviluppano batteri mesofili a 35-40 gradi. In quelle temperature lì, ad esempio, basta che io abbia una carcassa di un uccello, di un fagiano o di una lepre nel mezzo del mais, e una volta che mi entra nel ciclo, diciamo, della trasformazione, mi viene praticamente a inquinare di coli, Escherichia coli, di botulino, tutte quelle porcherie, diciamo, che vivono come patogeni in quel sistema lì. Cosa succede? Se io porto fuori questo digestato, ho due maniere per poterlo risanare. La prima è l'ossigenazione, cioè l'ossigeno porta vita, di conseguenza mette a posto il sistema. La seconda è alzare la temperatura. Cioè, i due sistemi, diciamo, alzando la temperatura faccio una pastorizzazione. Allora, se alzo la temperatura all'interno dell'impianto, io devo riutilizzare la stessa energia che ho sottratto per far correre il motore, dunque l'impianto non mi serve più perché non ha più resa, non ha senso. Se invece lo porto sul campo, ho due problemi. O lo interro, oppure lo spargo in aria. Allora, se lo spargo in aria ho l'ossigenazione, di conseguenza questi batteri, diciamo, che sono abbastanza delicati, riescono a essere tamponati alla svelta. Però cosa succede? Che nel processo di digestione l'azoto che rimane è un azoto ammoniacale, molto solubile, proprio si dilava. La molecola dell'ammoniaca è NH3, è idrogeno e azoto, di conseguenza libera odore e si disperde in aria. E ciò che io rimetto nel terreno è un organico molto inerte, ma molto inerte.
È come dar da mangiare un alimento che non ha più neanche vita dentro. E contemporaneamente facendo questo odore, ad esempio, nel sistema nostro non lo fanno, cioè in pratica mettono giù il digestato direttamente sottoterra con dei ripuntatori, per cui tutto il processo passa dal digestore allo stoccaggio sempre in anaerobica, da lì viene preso sulla botte, sempre al chiuso e pompato sottovuoto per tirarlo dentro nella botte, e poi da lì viene immesso nel terreno, per cui non ha passaggio di ossigeno né elevazione di temperatura, e in quel caso lì i coli rimangono. Nell'utilizzo, diciamo, in agricoltura biologica io andrei molto cauto, uno perché non ha grandi condizioni cioè, diciamo nutrienti, parliamo di nutrienti, ma sono condizioni di vita, perché non esiste nella catena alimentare questo processo, esiste solo nelle paludi si genera gas metano attraverso questo processo qua naturale, compostato per bene con i preparati biodinamici dentro, vuol dire portare vita di nuovo nel terreno e chiudere il ciclo. In questo caso un letame, ad esempio, fatto come lo fanno gli austriaci, non ha alcun odore. Dopo un mese, io almeno ho compostato per tanti anni, dopo circa un mese tu hai un letame che ha un profumo di terra di bosco. Accadono i processi biologici, poi c'è tutta la risalita dei lombrichi, tutto quanto. Tedeschi che hanno un'arte della compostaggio, praticamente poi hanno le macchine per rivoltarlo, loro anche in termini di 2 mesi fanno un compost che è eccezionale. Per cui nelle aziende agricole di questo genere i concimi non servono, non esistono. Contemporaneamente l'equilibrio che si crea, come si diceva prima, porta vicino allo zero la parassitosi. La parassitosi esplode sempre per queste condizioni di mancanza di vita. Come si abbassano le difese immunitarie in noi quando facciamo una vita sregolata e di conseguenza ci ammaliamo, così lo stesso, in condizioni, diciamo, di mancanza di vita nel terreno, la parassitosi comincia a crescere. E questo è un problema, perché noi abbiamo delle esigenze economiche, dicono gli agronomi, che vanno rispettate, no? È giù monocultura, poi ti arriva la diabrotica e giù il veleno per la diabrotica, quando basterebbe una rotazione. Ti ammazzano le api con i concianti del mais, e a noi è successo che neanche il capo dei capi dell'agricoltura, che è anche un prete ed è anche apicoltore, ha aperto bocca. Ha dovuto andare su Zaia, il giorno dopo ha fatto il decreto, allora il giorno dopo ha fatto un bel articolo sul Messaggero Veneto, il Predi. Cioè, non è possibile avere una scienza in mano a queste persone qua. Allora il discernimento che noi dobbiamo porci è questo: esiste in natura questo processo? Se non esiste ed è artificiale, diamoci un'occhiata. Io avevo un po' di dubbi, poi alla fine ho trovato qualche articolo, guarda caso, ma nessuno sa niente in giro. Però chi ha gli impianti di digestione lo sa che corre il rischio di chiudere ed è seriamente preoccupato, io no. È come la tastiera di un pianoforte, oppure come le nostre capacità anche operative. Noi di noi stessi usiamo il 15-20%. Una pianta in condizioni normali usa, diciamo, circa il 40%. Non usa il resto perché si abitua, cioè si adatta a un certo microclima, a un certo ecosistema, a una certa condizione, diciamo, se l'agricoltore la semina sempre in quel momento, è un po' come uno che si abitua ogni giorno ad andare in quel posto di lavoro, se deve andare nell'altro, oddio, deve organizzarsi. Allora, cosa succede? Che nella genetica moderna dicono, ma qua bisogna metterci dentro il gene che resiste alla piralide, e prendiamo un batterio, glielo mettiamo dentro, gli facciamo un po' di paura, che vada, insomma, fatto sta che funziona così. È come mettere su questa tastiera di pianoforte, inserire una nota, mettendo dentro martellate. Nel nostro sistema invece tu devi insegnare alla pianta a usare le note che non usa. Ergo, se noi abbiamo un'insalata che consuma molta acqua, lei ha il gene di resistere al secco, però se non lo attiviamo lei va in semenze, parte in seme. Dall'altra parte abbiamo il cactus, che ha il gene, diciamo, di resistere al secco e ha problemi se piove troppo. Allora, cosa fa il genetista moderno? Prende un gene del cactus e lo mette nell'insalata. Nel nostro caso invece stimoliamo il gene della siccità, in modo da far capire all'insalata attraverso, si chiamano bagni seme, sono
non bagni in se stessi, sono dei segnali che dai attraverso l'omeopatia e la pianta li capisce benissimo, anzi non devi darne troppi, sennò non capisce più niente, e hai dei tempi anche di riposo e di fasatura affinché li memorizzi, e alla fine tu puoi dargli i segnali, ad esempio per avere una pianta che resiste al freddo. Se andiamo incontro a una stagione fredda, oppure abbiamo piante molto delicate, dai resistenza al freddo. Uno dei primi esperimenti che ho fatto li ho fatti col grano, è stata una cosa molto interessante perché sappiamo dai libri che il grano, diciamo, quando è in germinazione, nelle 36-48 ore successive alla semina che parte in letto di semina in tempera, lì è delicatissimo perché si arriva a una punta di freddo, e visto che lui è seminato a 2-3 cm sottoterra, arriva a una punta di freddo praticamente marcisce, perché nella cautizzazione, diciamo, del seme praticamente la proteina esplode, è tutto un caos, e questo colpo di freddo lo uccide. Beh, io ho avuto la fortuna di avere, cioè la fortuna nel complesso delle sperimentazioni, proprio a 36 ore dalla semina, è venuto giù vento molto forte dalla Siberia, quel famoso Buran ancora nel 94-95, e mi ha creato una condizione di arrivare nel terreno a meno 12, cioè termometro piantato, fotografato meno 12, perso tutto, ho detto, no? Va bene. Finisce il freddo, viene una pioggerella, tornano a tirarsi su le temperature a 1-2 gradi e germina il grano, perfetto. Cosa devo fare? Non solo ci ho creduto, ma ho continuato, perché quando si fa anche sperimentazione costa. Costa perché hai tempo, devi metterci dentro tempo e denaro. Quello che ha, diciamo, di vantaggioso il nostro metodo è che non costa dal punto di vista di denaro, costa dal punto di vista di pensiero, di capire come fare, cioè come fai tu a stimolare il gene di un'insalata, il gene del secco? E devi arrivarci. Allora, per fare questo devi capire, ad esempio, dov'è la sua fabbrica, cioè dov'è il suo ufficio tecnico. Se la pianta, a chi risponde? Se noi scriviamo pianta su una lavagna, poi ci mettiamo in mezzo la E, cosa viene fuori? Provate a immaginare, scrivete pianta davanti alla testa, chiudete gli occhi, scrivete pianta, metteteci una E, cosa viene fuori? Cosa viene fuori? Ah, come mai? Vuol dire che una pianta reagisce al pianeta allora. La genetica che hanno fatto gli antichi era una genetica, diciamo, che attraverso i tempi di semina lavorava sulla Luna, ma lavorava su Venere, su Marte, lavorava sul Sole, lavorava su Giove, su Saturno. Se io devo introdurre, diciamo, verticalità e forza nella pianta, devo lavorare con Marte. Se devo aumentare la fertilità del seme, devo lavorare su Venere. Ma Venere, noi sappiamo che gira attorno al Sole, ma per la pianta, che è sulla Terra, Venere gira attorno alla Terra, come il Sole. Dunque devo lavorare col sistema tolemaico. Galileo non me ne frega niente in questo momento qua. Devo avere i calendari che mi dicano quando, ad esempio, è Venere che ha il movimento rettilineo o il movimento retrogrado, Venere prima o Venere seconda, incarnativo o escarnativo, quando parlava prima di girare a destra o a sinistra. Queste sono leggi della vita, e sono molto belle, perché all'inizio ti incasinano la testa, poi quando cominci a entrarci ti metti in quest'ottica, come si può dire, anche quasi di obbedienza, anche di umiltà, diciamocelo anche chiaro, di umiltà. Poi cominci a sentire, comincia a fluire, ed è un dono. E fai con piacere anche il sacrificio di lavorare la terra, di fare sperimentazione, di perdere tempo, di andare in giro. E questa è soddisfazione. Allora, la genetica dolce, quando anche nella battaglia con gli OGM che ho avuto l'anno scorso, che ci ho rimesso una fettina di cuore, anche già che c'ero, il problema che tutti dicono, sempre fatto genetica, io gli ho risposto, sai come facevano genetica gli antichi? Se non lo sai, stai zitto. Perché la genetica di oggi non ha niente a che fare con quella lì. Cioè, quella di oggi è barbarie pura. Creiamo dei DNA che non sono conosciuti dal nostro DNA e di conseguenza non possono che crearci problemi, stando molto sintetici. La genetica antica invece è una genetica che dal punto di vista di principio funziona, va modernizzata, perché non abbiamo il tempio degli antichi. Mentre loro hanno avuto secoli a disposizione e nelle loro scuole iniziatiche avevano i migliori che venivano lì, oggi hai di fronte un'agricoltura che è al collasso,
economicamente non sta in piedi, si aggrappa all'ancora dell'energia, contadini che non sanno organizzarsi, scuole di agraria che diplomano deficienti, detto fra di noi, qui possiamo dircelo. No? Io ho preso 60, ma sì, c'è poco da fare, so benissimo come funziona. E a questo punto siamo da soli. Per questo è importante anche trovarsi e vedersi, perché le banche del seme devono essere locali. Se capita un disastro ambientale, il cibo deve essere a portata di bicicletta. Per questo gli agricoltori devono sentirsi responsabili del proprio territorio e non solo della propria tasca. E questo è qualcosa che non può darlo né il politico né la Coldiretti, deve venire dalla coscienza individuale. Svegliarla. Chi può svegliare la coscienza individuale di un contadino? Il consumatore. Andare lì, investire nella sua azienda, chiedergli di investire, anche se lui è restio. Sostenerlo, assisterlo, dirgli, sto qua io a tenerti i campi, tu vai a imparare qualcosa. La miseria di oggi dei contadini è determinata anche dal loro isolamento. Spezzo una lancia perché vengo da quel mondo lì. Loro sono isolati, non sono capaci di fare una cooperativa, non sono capaci di stare assieme se non si guardano chi li sta pugnalando alle spalle. Accolgono a braccia aperte un politico che viene a vendere aria fritta. Mandano i figli a scuola per tornare a casa rimbambiti. Tutto lì va il discorso. Allora coraggio, insistere, persistere. Se avete un pezzo di terra, onoratelo del vostro lavoro, bene. Non stai là a comprare con Cims e porcarie, mi raccomandi. E imparate a compostare, imparate le prime regole, ma non è difficile. Comunque quello che stiamo cercando di far partire adesso è questa scuola lì a Beano, in modo tale che si possa riuscire a portare questo messaggio, diciamo, al maggior numero possibile di persone, e tenendo conto che ci sono anche i limiti umani determinati dal proprio portafoglio, perché lì sono milioni di euro che stiamo investendo, dai tempi e dalle persone, non è una cosa da poco. Comunque non ci siamo fermati, tenendo conto che siamo partiti 10 anni fa, 6 anni fa abbiamo cominciato a costruire e adesso praticamente il villaggio è quasi finito, nel 2012 saremo operativi più o meno. Comunque a Feltre là ci vengo, No Maria, quindi fammi un po'. Boh. Se dice a mia moglie che dobbiamo andare. Dimmi. Io cerco di coltivare il più naturalmente possibile, ho frequentato anche un brevissimo corso di agricoltura biodinamica, ho messo i preparati nel mio mucchio. Poi tra l'altro devo dire che gli amici di Coltivare Condividendo mi hanno dato dei semi con i quali ho seminato i fiori in mezzo all'orto e ho avuto un sacco di uccellini, un orto veramente meraviglioso, con dei semi molto buoni che loro danno praticamente. Ma il compostaggio però, io ho un problema, nel senso che lavoro, sono impiegata e non ho il tempo, ad esempio c'è una domanda stupida, no? Sì. Però i cappucci, le crucifere che hanno questi gambi grossi, no? Bisogna triturarli? Sì, No, perché lei ha accennato prima appunto al fatto che gli austriaci hanno una tecnica particolare. Quelle robe lì in 2 mesi non si compostano neanche. Sì, diciamo che uno dei punti fondamentali dell'agricoltura biodinamica è che la concimazione significa portare vita. Portare vita significa sapere che il cumulo diventa il processo digestivo dell'azienda, è lo stomaco dell'azienda. E come noi mastichiamo, tutto quello che viene fuori, diciamo, il letame di stalla, assieme alla paglia, deve avere una sua composizione, per cui come contadino starò attento a quanta paglia metto, ma se ho un compostaggio domestico casalingo, è chiaro che se butto dentro i torsoli o i manici dei cavoli, insomma i batteri non hanno denti così forti, devo triturare. Altrimenti dopo 2 anni lo trovo ancora lì. Anche un altro motivo, le crucifere hanno zolfo dentro. Tendono sempre a essere un pochettino più dure da compostare, perché lo zolfo è per natura un conservante, per quello resistono al freddo le crucifere. Allora in questo caso la cura nostra è quella che il cumulo, il cumuletto, ma anche il cassone di compostaggio deve essere, diciamo, un incoibentato, in modo che tenga anche gli sbalzi di temperatura, perché quel po' di calore che fa deve mantenerlo. Se invece abbiamo compostaggio di letami da stalla, roba, diciamo, da azienda agricola, lì i processi sono molto più rapidi, sono molto più potenti, la massa è molto più elevata, si arriva a temperature a 60-65 gradi per 48 ore, per cui c'è una pastorizzazione completa. E una delle cose che sto facendo in questo momento qua, ad esempio,
è molto interessante, ho riscritto, cioè la giunta nuova di Codroipoli mi ha dato in mano da riscrivere completamente come si chiama, il regolamento di polizia rurale, dove ho introdotto la pratica del compostaggio, ma senza toccare niente, perché era già accennata sulla direttiva nitrati, sul codice di buona pratica agricola, sulla normativa regionale appunto di emergenza venuta fuori, solo che questa diciamo, mancanza di cultura del nostro sistema agricolo non l'ha sviluppata, per cui ci sono le misure, è come se un messaggio che proviene dal mondo tedesco sia da ignorare, e questa è una cosa che è aberrante, perché è come avere un'agricoltura che va zoppa. Io ho provato ad andare zoppo questi giorni qua perché sono caduto con la bicicletta e non si corre, fa male anche. Pertanto il compostaggio in cumulo è una delle, come si può dire, è una delle situazioni più interessanti che ci sono, perché questo vuol dire che sai riutilizzare la sostanza organica, la utilizzi in un corretto processo, per cui la catena si chiude e tutto si innesca come principio di autofertilità. Io volevo chiedere una cosa ne pensa lei della nostra monocultura, del prosecco, volevo parlare. Il prosecco dove lo metto? Roberto, dove mettiamo il prosecco? Allora, il problema del prosecco è molto semplice, gli agricoltori hanno visto che la gente lo beve e di conseguenza cosa è successo? I prezzi sono andati su, si vende molto bene, il prosecco ormai lo mettono anche negli orti del Friuli, no? E lotta col nome perché il prosecco sta sopra Trieste, dove c'è un ettaro di vigna, insomma, tutto un casino. Il problema è un altro invece. I problemi che sta creando il prosecco attualmente in un'agricoltura così intensiva sono veramente devastanti. Io spero che pian piano questo messaggio cominci ad arrivare, diciamo che devono darsi una regolata, perché se prendono molti soldi non possono continuare a guadagnare, diciamo, inquinando le falde e impestando tutto l'ambiente. Allora, noi ci diamo da fare lì a Roussedo a creare barbatelle che siano, diciamo, gestibili, almeno per adesso, con pochissimi trattamenti di rame. Almeno, perché fino a quando non facciamo barbatelle da seme, partendo da seme, non puoi pretendere di eliminare il rame del tutto. Però ad esempio quelle barbatelle lì possono essere già adatte a fare succo d'uva. Il problema del prosecco comunque va risolto dalla volontà dei sindaci di mettersi di traverso, e lì bisogna capirla bene, non è così facile. Oppure i cittadini che cominciano a protestare. Perché arrivare a un punto in cui una zona così bella viene travolta e anche tutte le zone, diciamo, di passeggiata e di richiamo turistico vengono chiuse per paura che ci lasci le penne qualche turista, mi sembra un po' troppo. Se ci lasciamo già le penne per l'alcolismo dei bar, dovremmo anche lasciarcele per andare a fare una passeggiata nei vigneti, ed è una questione gravissima questa qua, perché una delle situazioni che ho trovato anche nel nostro sistema, nel regolamento di polizia rurale, è stato quello di proibire la transumanza, paura di malattie. In realtà le pecore vengono giù dall'Alpago, qua dal Cadore, vengono giù sane. Oltretutto viaggiano con i certificati dei veterinari locali. Loro vengono giù sane dagli alpeggi, arrivano da noi, cominciano a pascolare giù nei vigneti, partono epatiti a mitraglia, dalle epatiti va giù le difese immunitarie, vanno giù, si alza il carico di zecche, di parassiti e di vermi intestinali e poi dicono che portano malattie. In realtà siamo noi che le ammaliamo. Ergo, ho detto, mandatele a pascolare sulle rive del tagliamento, che almeno è pulito, e lì si purgano. Invece di proibire di andare a pascolare sui terreni demaniali. E poi devi mandare la gente a sfalciare pagandola. Cioè proprio... Allora, ben venga la crisi, perché quando un sindaco è senza soldi, o ha idee o va a casa, poco da fare, e la gente dà una mano. Ultima domanda. Sì, gentilmente posso chiedere chi erano questi antichi? Chi? Chi erano questi antichi che facevano selezione genetica in agricoltura? Allora, i primi sono stati i Caldei che hanno cominciato. Nell'antica Persia, praticamente quando è nata diciamo, l'agricoltura della mezzaluna fertile, il principio diciamo, che è stato adottato è che restando stanziale tu dovevi avere una banca del seme. Ma noi pensiamo all'utilizzo pratico. In realtà agli antichi, soprattutto ai Caldei, che erano dei profondi studiosi dell'astronomia, il sistema diciamo, di lavorare in natura ha servito per verificare le leggi
della meccanica celeste proprio, perché hanno visto attraverso queste semine di cosa si faceva. Ad esempio, se tu semini alla svelta, noi abbiamo idea della Luna che è piena o è scura. Quando è piena cos'è? Il sole, diciamo, i raggi del sole la illuminano e la riflettono sulla Terra. Ergo, alla sera posso farmi una camminata che non mi serve la pila. Quando c'è invece luna scura, mi trovo che devo avere la pila. Cosa vuol dire questo? Che vuol dire che oltre alla luce del giorno io porto anche la luce della notte del sole. E dunque la luna piena favorisce il sviluppo vegetativo della pianta. La pianta nasce prima. Però avendo lo sviluppo vegetativo spinto, e anche diciamo, può succedere due cose. La prima, che ha come si può dire, è facilmente preda di funghi, cioè cresce troppo alla svelta. La seconda, crescendo troppo alla svelta, tende a superare se stessa e va in seme. Non ha i tempi giusti, allora devo scartare luna piena. Se vado invece in luna scura, la pianta sta molto di più a nascere, c'è proprio i due giorni, due prima e due dopo di luna scura, sta molto di più a nascere. Quando emerge è un po' deboluccia, è facilmente preda di funghi e ha i suoi problemi anche lì. Allora devo trovare i tempi. Però posso avere anche la luna piena, diciamo, di Marte. Se ho luna piena di Marte o luna piena di Venere ho altri effetti. Se ce l'ho di Giove, ad esempio, lavoro sulla rotondità della pianta. Se voglio avere una mela più rotonda, lavoro su Giove. È una cosa abbastanza interessante. Loro hanno scoperto queste robe qua, naturalmente avevano tempo, perché nessuno li correva dietro. Non avevano gli OGM alle calcagna, alle Monsanto che gli rompeva le balle, no? E potevano passare queste conoscenze da uno all'altro con la calma dei secoli. Oggi no, abbiamo premura.